in centro storico a Venezia. La lite tra due giovani tunisini sfocia in una serie di coltellate, entrambi feriti gravi, testimoni sotto shock. Arrestato il socio di Marco Cossi, Samuele Donadello, portato in carcere dopo aver confessato il delitto. L'aggressione mortale al culmine di una lite per la gestione del food truck. La CGIL ha presentato ai candidati sindaco Andrea Martella del centro-sinistra e Simone Venturini del centro-destra le idee per Venezia, tra le priorità Porto Marghera. Continua la tensione tra Roma e Venezia per la presenza del padiglione della Russia alla Biennale. La frattura tra Giulia e Buttafuoco potrebbe portare ad una decisione clamorosa. Un penso tutto esaurito con 12.000 tifosi arancione-roverdi. Sabato 25 aprile con l'Empoli sugli spalti cercherà di spingere i ragazzi di Stroppa alla conquista della Serie A in una giornata tutta particolare per la città. Attrice e regista sarà Maggie Gyllenhaal, la presidente della giuria all'83esima Mostra del Cinema in programma dal 2 al 12 settembre al Lido. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con quanto accaduto in centro storico tra Campo Santa Margherita e Calle San Barnaba, dove due tunisini si sono accoltellati a vicenda dopo una lite scoppiata secondo le prime ricostruzioni per un debito non saldato. Ecco le macchie di sangue, gli ultimi segni residui dell'accoltellamento delle ore scorse. Visto il sangue, sì. Tanto sangue. Sì. Allora, è cominciato il fondo, sinistra c'è Calle, problema qua, dopo fai qua, caduto di là. Mi ha fatto sangue dappertutto, poi si è spostato un po' più avanti, ha fatto la stessa cosa. La lite tra connazionali di origine tunisina è iniziata dopo le 20 all'ex Giustinian a Venezia. Parrebbe per un debito non pagato, non si esclude, legato allo spaccio di droga. La violenta aggressione è terminata lungo uno dei bar di Calle San Barnaba, a 2 passi dal centralissimo Campo San Barnaba, dietro Campo Santa Margherita. È qui che tra i due sono volate le coltellate per le quali è ancora ricoverato in osservazione a Mestre, ma non in pericolo di vita, il tunisino 32enne accoltellato al petto e alla coscia dal connazionale 37enne che verrà dimesso nelle prossime ore dal civile a Venezia con prognosi di 20 giorni, dopo essere stato a sua volta colpito dal primo con dei colpi di fendente ai glutei. C'era sangue dappertutto, come in una macelleria, racconta uno dei testimoni che si è visto inondare il locale del sangue di uno dei due, entrato per lavarsi il viso sporco degli schizzi provocati dalle ferite inferte all'altro connazionale. Io ho cercato di chiamare le forze dell'ordine, ero al telefono, quando sono uscito e ho guardato dove era il ragazzo, praticamente ho visto che uno si stava già casciando per terra e quello ferito stava scappando in direzione Santa Marta, gli altri li ho visti andare via. Qui in Calle San Barnaba, zona residenziale della città, non era mai accaduto niente del genere, racconta sempre Raul, che da tempo chiude presto il locale proprio per questioni legate alla sicurezza. Anche perché da me vengono famiglie, gente molto tranquilla, quindi non voglio, anche perché giustamente nella zona abitano persone, quindi non voglio creare disturbo, però giustamente se dopo una certa ora è la terra di nessuno, perché in Calle non c'è più nessuno. Ha paura adesso? Beh, un po' sì, soprattutto anche per i clienti, perché giustamente non si sa mai chi può entrare, perché loro non hanno nessun problema, non hanno paura loro, abbiamo paura noi perché non siamo tutelati. Il delitto a Padova di Marco Cossi, che aveva vissuto per un certo periodo a Noale, arrestato il socio Samuele Donadello, portato in carcere questa mattina dopo aver confessato il delitto, l'aggressione mortale al culmine di una lite per la gestione del food truck. Il food truck che dovevano gestire assieme sarebbe stata la copertura insospettabile per vendere droga. Da qui è nata la lite violenta culminata nell'accoltellamento mortale di Marco Cossi. La squadra mobile di Padova ha ricostruito il movente dell'omicidio del 48enne originario di Latisana, trovato morto domenica notte in via Isonzo. Questa mattina è stato portato in carcere il suo socio Samuele Donadello, 47enne padovano con cui Cossi domenica sera aveva un appuntamento. L'idea di utilizzare il furgoncino per
la vendita di panini come punto di smercio di chetamina, anfetamine e sigarette elettroniche con il principio dei cannabinoidi sarebbe stata di Cossi, da qui la lite perché invece Donadello non era d'accordo. Questa è la versione dell'indagato per omicidio volontario fatta ai poliziotti martedì mattina quando si è presentato spontaneamente in questura. Quello che sta emergendo è che poi questa vendita sarebbe dovuta anche servire come copertura per la vendita di sostanze stupefacenti, cannabinoidi o chetamina. Divergenza di vedute, quindi nasce praticamente un corpo a corpo. Un lungo interrogatorio di 10 ore nel quale l'assassino ha detto di essersi difeso utilizzando il coltello che Cossi aveva estratto. L'arma però non è ancora stata trovata. Andremo anche a ricostruire nell'ambito lavorativo tutto ciò che la vittima ha fatto. Stessi accertamenti vengono fatti nei confronti dell'odierno indagato in stato di arresto. Un omicidio efferato, quello che il questore ha definito con il termine tecnico di overkilling, ovvero un eccesso di violenza dell'aggressore nei confronti della vittima. Oltre 15 coltellate al collo, al volto, al torace. La squadra mobile aveva individuato Donadello 15 ore dopo il ritrovamento del corpo di Cossi. Ad incastrarlo i messaggi trovati nel cellulare della vittima, nel quale si davano appuntamento in via Isonzo per fumare. In auto del 47enne i poliziotti lunedì mattina hanno sequestrato un gilet ricoperto di sangue. Anche le telecamere di videosorveglianza lo mostrano mentre rientra a casa dopo il delitto vestendo lo stesso gilet. Il giorno dopo Donadello si è presentato spontaneamente in questura per rendere la sua versione dei fatti, autoaccusandosi del delitto. Un interrogatorio di 10 ore che poi ha portato alla misura cautelare in carcere eseguita nelle scorse ore. Sotto shock gli amici del bar che conoscevano sia Marco che Samuele. Ho sentito sono Samuele, ma io gli ho detto no, ma sono Samuele, ma no, questo non è davvero. Domenica sera Cossi, dopo aver cenato con la mamma, era uscito di casa alle 20 dopo aver inviato un messaggio a Donadello che lo ha raggiunto in via Isonzo. La lite iniziata nella macchina della vittima, trovata con le porte aperte e le chiavi ancora inserite. L'arma del delitto ancora non si trova, potrebbe essere finita in una discarica, ma dal tipo di ferite si tratterebbe di un coltello tipo baionetta. Sul corpo della vittima sono stati disposti anche esami tossicologici per capire se avesse assunto sostanza stupefacente. Torniamo all'accoltellamento tra i due tunisini dell'altra notte perché i commercianti, i residenti di Dorsoduro ora chiedono maggiori controlli ma anche l'istituzione del vigile di quartiere. Se ci fosse un vigile di quartiere, ma come uno di noi, che accorcia le distanze tra le istituzioni, la polizia e noi, la sicurezza aumenterebbe, perché la sicurezza non è soltanto repressione, ma presidio dello spazio pubblico. Istituire la presenza del vigile di quartiere come sentinella della sicurezza e che faccia da ponte tra i cittadini e le forze dell'ordine. La proposta, formulata nuovamente e per l'ennesima volta dall'architetto Leone, presidente dell'Associazione del Sestiere di Dorsoduro, che riunisce esercenti e residenti. Qui abbiamo due criticità. Uno è la presenza del CERT, per cui spesso passano tossici, eccetera. Però i tossici, insomma, li riconosci ed è evidente. Invece c'è la vicinanza di Campo Santa Margherita e della Movida, per cui spesso si raccolgono sia in Rio Terà, Giustinian, che giù dal ponte della Vogaria nello spazio, in quella corte che sta sull'acqua, perché è uno spazio riparato, e nascondono anche droga in vasi, in finestre. Lei si sente più sentinella o più sceriffo? No, io mi sento cittadino. Io mi sento cittadino, come era a Venezia una volta, se qualcuno urlava la sera, una ragazza alzava la voce, si aprivano gli scuri, ora si chiudono. In Campo Santa Margherita qualcuno dei nostri associati ha messo vetri antisfondamento perché gli tiravano le bottiglie, cioè siamo arrivati a un livello che è grave, però non è la repressione, quello che serve è il presidio del territorio e noi siamo pronti a farlo, lo facciamo camminando, per cui usateci. Continua la tensione tra Roma e Venezia per la presenza del padiglione della Russia alla Biennale. La frattura tra Giulia e Buttafuoco potrebbe portare ad una decisione clamorosa. C'è anche la spada di Damocle del rischio di un possibile commissariamento della Fondazione La Biennale di Venezia
che pende sulla testa dell'importante istituzione culturale veneziana, un atto d'imperio che però nessuno vuole fare per non mettere a rischio il proseguo dell'attività di una delle eccellenze culturali più prestigiose e riconosciute del mondo. La partita è ancora in piena evoluzione e ci sono pressioni a livello governativo italiano per convincere la Federazione Russa a un ritiro di propria iniziativa dalla laguna, non essendoci le condizioni, ma questo fino ad ora non è avvenuto e i curatori del padiglione hanno anzi confermato l'apertura ai giardini in modo regolare. Intanto l'Unione Europea ha confermato il taglio di 2 milioni di euro che andrà a ripercuotersi sulla Biennale Cinema College ben prima dei 30 giorni fissati per le controdeduzioni. Il Biennale Cinema College, ovvero il programma con cui la Biennale sostiene i giovani registi emergenti. La Biennale, dal canto suo, ha confermato che risponderà puntualmente a Bruxelles entro i termini dei 30 giorni, che non è ancora accaduto. I giorni più caldi e della resa dei conti saranno quelli della vernice tra il 5 e il 9 maggio. Se la presenza della Russia fosse confermata, il ministro italiano ai beni culturali Alessandro Giuli potrebbe perfino evitare di venire a Venezia, ma questo il ministro lo sta ancora valutando attentamente. Si risolverà la frattura con il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. I due, fino a qualche settimana fa, erano grandi amici. Intanto la portavoce del ministro degli esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la decisione della Commissione europea di un taglio di 2 milioni di euro alla Biennale, in conseguenza dell'invito alla Russia, una ricaduta nell'anticultura. Insomma, in laguna siamo ancora nel pieno della burrasca. La CGIL ha presentato ai candidati sindaco Andrea Martella e Simone Venturini le idee per Venezia tra le priorità Porto Marghera. La CGIL ha definito un documento programmatico molto preciso sul lavoro, la città dell'abitare, la città del sociale, dei servizi, su come rimettere al centro le persone, un'amministrazione che non le guardi più dall'alto ma all'altezza degli occhi. Questo abbiamo chiesto ai due candidati Martella e Venturini. 4 le direttrici politiche su cui puntare per la CGIL: la città dei bambini e giovani, quella dei diritti sociali, la città del lavoro, della cura e delle donne, per ripartire con una svolta. Chiediamo un cambio di passo anche nel metodo, nel confronto con le parti sociali. La città vive una grande emergenza, secondo noi sociale, abitativa, della sicurezza, del lavoro. Per risolvere questi problemi serve coinvolgere tutti gli attori sociali che la compongono, ricostruire un tessuto positivo che dia a Venezia un futuro, che tenga qui i nostri giovani e che soprattutto affronti il grande tema della precarietà che la sta affondando. Serve secondo noi un'amministrazione che su questi punti faccia un cambio di passo radicale, perché davvero possiamo tornare ad essere una grande città che attrae talenti, attrae innovazione e rilancia anche Porto Marghera. E su Porto Marghera 2 richieste specifiche. La prima è candidarlo a polo europeo dell'intelligenza artificiale, la seconda è richiamare Eni alle proprie responsabilità. Una grande azienda pubblica non può abbandonare questo territorio, ma deve invece costruire proprio da Marghera nuovi investimenti. Serve un'amministrazione comunale fortemente presente e che faccia una regia pubblica dello sviluppo del nostro territorio. Ma dalla CGIL arriva anche un'altra richiesta ai candidati. Occorre più coraggio, perché, vado a memoria, la parola lavoro forse è stata menzionata 1 o 2 volte. Mi viene in mente, parlando di lavoro, soprattutto di cultura, che è stata menzionata in modo abbastanza compiuto, nel settore della cultura si vive in un regime pressoché completo e totale di appalti. Siamo in presenza di una città che merita di più e chi lavora all'interno di questa città vede ogni giorno il proprio lavoro venire, come dire, pagato, ma non in maniera adeguata rispetto a quello che dovrebbe essere. E se su Porto Marghera entrambi i candidati sindaco sono d'accordo con la CGIL, sentiamo quali sono le altre idee di rilancio per la città. Un confronto vis-à-vis tra i candidati sindaco Venturini e Martella dopo le proposte della CGIL. Quindi in particolare alcuni punti mi trovano assolutamente concorde, come la vocazione industriale di Porto Marghera, però ho anche ricordato che dobbiamo dire delle parole chiare che il mio candidato avversario del centro-sinistra non sta dicendo sul porto. Vogliamo che il porto funzioni o vogliamo che il porto si interri? Vogliamo che i 20.000 lavoratori del porto continuino a lavorare o vogliamo far finta che le navi possano volare se non scaviamo i canali? E le scelte di candidature nelle liste del mio avversario dimostrano invece che si vuole far morire il porto, uccidere il porto. Martella però replica.
Il porto è un'economia importantissima della nostra città, al porto va garantita la piena operatività, bisogna pensare a una prospettiva futura anche tramite l'offshore e poi ad una fase di transizione, quella attuale, che garantisca la piena operatività del porto, le manutenzioni necessarie per garantire questa piena operatività. I due candidati hanno affrontato poi la questione bilancio. L'idea è quella di spiegare alla gente, a chi ci ascolta da casa, quanto è importante avere un bilancio in ordine, perché se io ho un comune al collasso finanziario super indebitato che non funziona, che non ha un euro nemmeno per pagare il riscaldamento, è difficile che io possa aumentare i servizi. Quindi tutte le promesse che stanno girando in questi giorni di quelli che 10 anni fa hanno scassato i conti del comune sono promesse che non stanno né in cielo né in terra, quindi serve anche la responsabilità di dire: scusate, abbiamo gestito male il bilancio 15 anni fa, ora se ci proponiamo saremo più bravi, ma non dimenticare questo aspetto, cioè il disastro finanziario del Comune di Venezia è stato oggi aggiustato dopo 10 anni di sforzi. Affermazioni cui il candidato Martella ha replicato. Le cose non stanno così perché non c'era il tracollo finanziario in quegli anni, quando si amministra un comune si fanno delle scelte, loro hanno scelto di disinvestire sulla scuola, sui trasporti, sui servizi sociali, e per questo che il bilancio è più o meno in ordine, ma il comune deve dare risposte in termini di servizi ai cittadini. A partire, ribadisce, dalla questione abitativa. I cittadini non possono rimanere senza casa oppure non possono esserci case inaccessibili, noi dobbiamo aumentare gli affitti calmierati, gli affitti di lunga durata. Penso che quella dell'abitazione sia un'emergenza assoluta, perché la mancanza di casa è diventato un fattore di espulsione per molti cittadini da Venezia e da Mestre, e quindi ci vuole un piano straordinario, un patto per l'abitare, una nuova agenzia per la casa che possa mettere di nuovo a disposizione dei cittadini un patrimonio edilizio che è chiuso, sfitto, che invece può essere ristrutturato. Il comune deve fare la propria parte con urgenza, e se l'altra non è in grado di farla, questa parte dovrà farla e assumerla fino in fondo il comune. Infine Venturini annuncia che il 1° maggio sarà a Marghera ad ascoltare i 3 leader sindacali. Oggi le famiglie fanno fatica a tenere insieme il pranzo con la cena, c'è un impoverimento generale, dobbiamo togliere la pressione fiscale sul lavoro che oggi è troppa, e dobbiamo per far questo anche asciugare un po' la macchina pubblica. Non è pensabile che Roma continui a ciucciare risorse infinite per alimentare una macchina pubblica che ormai è enorme. Sono 5 tutti uomini, professori candidati alla carica di rettore dell'Università Ca' Foscari per il sessennio accademico 2026-2027 e 2031-2032. Da questa rosa uscirà il successore dell'attuale rettrice Tiziana Lippiello, in carica fino al 30 settembre. In corsa ci sono Carlo Bagnoli, Carlo Barbante, Giacomo Pasini, Filippo Maria Pontani e Marco Sgarbi. Il nuovo rettore entrerà in carica dal 1° ottobre. Lo sport con un penso tutto esaurito, con 12.000 tifosi arancio-nero-verdi sugli spalti che cercheranno di spingere i ragazzi di Stroppa alla conquista della Serie A in una giornata tutta particolare per la città. Il 25 aprile, nel giorno in cui Venezia festeggia il suo patrono San Marco, il Venezia Football Club ospita l'Empoli e sogna di conquistare la promozione in Serie A. Primo match point della stagione a 3 giornate dalla fine del campionato di Serie B. L'Empoli, retrocesso come il Venezia lo scorso anno della Serie A, in questa stagione complicata è in piena bagarre per la salvezza e dunque lotterà fino alla fine per portare via dalla Laguna punti preziosi. Si gioca alle 17:15, lo stadio Pierluigi Penzo sarà tutto esaurito e colorato di arancio-nero-verde con 12.000 spettatori e oltre sugli spalti a tifare Venezia. Per conquistare la matematica promozione in Serie A, i lagunari dovranno assolutamente battere l'Empoli e sperare che una tra le avversarie dirette, Monza e Frosinone, perda. Entrambe giocheranno prima del Venezia. Parla Ridciano Abs. Per tutti in Laguna, semplicemente Ciano, decisivo più volte in questo momento finale di stagione. Effettivamente mi sento molto bene e sto bene, mi trovo molto bene in questa squadra, anche per il modo in cui il mister ha impostato la squadra. Mi sento molto bene e molto confortevole nella posizione in cui gioco. Il giocatore del Suriname ha segnato 5 gol nelle ultime 6 partite. Il nostro credo, il nostro mantra è quello di affrontare partita per partita, quindi il nostro obiettivo è solo ed esclusivamente la partita con l'Empoli e poi affronteremo la partita successiva.
Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice, produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal, autrice tra gli altri di La figlia oscura, La sposa e Crazy Heart, a presiedere la giuria internazionale del concorso dell'83esima Mostra del Cinema di Venezia, diretta da Alberto Barbera, in programma dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Sono entusiasta di accettare, ha detto la Gyllenhaal. Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e singolari e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria. Non sarò lì per giudicare, ma per lasciarmi guidare dalla curiosità, dall'ammirazione e dalla passione. Questa era la nostra ultima notizia. Per stasera è tutto da Venezia. Io vi lascio come di consueto alla sigla e a seguire le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.